Marcia contro l'isolamento della provincia, sindaci, preti, sindacalisti e cittadini sul piede di guerra. A Nara appuntamento su alimentazione sostenibile, dieta mediterranea e sviluppo agricolo. L'Ande organizza incontro sullo spopolamento, secondo incontro su famiglie connesse o disconnesse alla Basilica dell'Immacolata. Dolce & Gabbana scelgono ancora la Valle dei Templi di Agrigento per promuovere la collezione Primavera-Estate 2020. Conferenza stampa di Mister Vullo per presentare la partita di domani contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione ad Agrigento, la marcia tra le rotonde Giunone e degli scrittori contro l'isolamento viario e infrastrutturale della provincia, organizzata dalla Chiesa, da CGIL, CISL e UIL. C'è un ampio servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Ha avuto una grande partecipazione di gente, circa 1 migliaio, la marcia degli indignati che si è svolta stamani ad Agrigento, organizzata dalla consulta pastorale con in testa Don Mario Sorce, i sindacati agrigentini, CISL, CGIL e UIL e i sindaci della nostra provincia. I partecipanti sono arrivati con i pullman da tutto il territorio provinciale e hanno sfilato fino alla rotonda degli scrittori, partendo dalla rotonda Giunone, dove Don Mario Sorce in un suo discorso ha denunciato il totale stato di abbandono in cui ci troviamo, nella speranza che le risposte siano date in tempi brevi. Don Mario, una manifestazione importante che proprio con la pastorale sociale la Chiesa vuole dare un input alla sonnolenza della nostra classe politica. Vuole essere un rilanciare questo territorio in maniera forte, la gente vuole dire noi siamo cittadini di serie A al pari del resto d'Italia, quindi siamo qui per fare capire a chi di dovere, a chi ha delle responsabilità che dobbiamo da subito dimostrare che le nostre strade devono essere a pari e a livello del resto d'Italia e dell'Europa. Sarà una risposta a questa marcia secondo lei da parte della classe politica, dell'ANAS, di tutti i vertici che da anni ci comandano? Credo di sì, perché già giorno 8 avremo un primo incontro con il vice ministro Cancelleri di tipo tecnico e speriamo di continuare in questi incontri di tipo tecnico. Iniziare una battaglia è sempre un'incognita dove arrivi, a volte arrivi anche oltre dove hai pensato di arrivare, però il dato che va recuperato è che qui c'è un blocco sociale solido, fatto di cittadini, tanti cittadini, la Chiesa che scende in campo, il popolo dei sindaci, il blocco sociale dei sindacati e di tante organizzazioni ambientaliste e non, per un grido che è unico, quindi senza bandiere particolari, senza la volontà di alcuni di metterci il cappello, quant'anche ci possono essere i tentativi di confondere le acque, qui c'è poco da confondere, perché il tema ci mette insieme tutti quanti. Dal mio punto di vista è una cosa che deve appunto essere come cassa di risonanza e farci sentire come provincia di Agrigento per dare un segnale importante, sperando che nei prossimi mesi si muova qualcosa appunto per il punto di vista della viabilità. È la situazione viaria che ci collega con le città più importanti, ma soprattutto col nostro interno, è pressoché ferma circa 40 anni fa, quindi questa manifestazione, gli organizzatori, la curia, i sindacati, le associazioni categoria e anche noi sindaci siamo uniti nel far sentire il grido di dolore che non è nostro, il grido di dolore è di 450.000 abitanti della provincia di Agrigento, sperando che qualcuno ascolti, recepisca e che soprattutto poi ci siano fatti concreti nell'immediato. È una manifestazione importante perché siamo abbandonati da tutti e la viabilità è la cosa prioritaria, che il governo si svegli e si dedichi un pochettino per la provincia di Agrigento. E oggi questo fiume di gente, tutti sotto questi gilet gialli, chiedono a gran voce di dare una svolta alle problematiche di Agrigento, quindi ci aspettiamo che la politica deve dare i risultati alle cose che noi abbiamo rivendicato già da tempo, basta, la gente è indignata, aspettiamo soluzione ai problemi. I cittadini della provincia di Agrigento oggi stanno dimostrando quando sono arrabbiati con questo stato di cose. Abbiamo bisogno di sviluppo, abbiamo bisogno quindi di strutture idonee affinché queste possano consentire di sviluppare la nostra terra, di dare occupazione e di evitare questa continua emorragia che è la perdita del bene più prezioso che la nostra provincia ha, che è i giovani.
Credo che sia un dovere di tutta la gente della provincia di Agrigento essere presente oggi qui, nel vero senso della parola, perché se vogliamo che questa provincia venga veramente rilanciata ci vuole l'impegno e il dovere di chiunque, di tutti insieme possiamo ottenere grandi risultati, ma bisogna volerlo sicuramente. È una battaglia sicuramente epocale, il problema infrastrutturale è il problema dei problemi per la nostra terra, soprattutto ad Agrigento che sconta un isolamento pazzesco. Dobbiamo cercare di lottare insieme e questa volta siamo tutti insieme, tutti i sindaci della provincia di Agrigento per la prima volta uniti con le sigle sindacali e tutte le associazioni e le parrocchie, la Chiesa, perché è una battaglia comune al di là degli steccati, dobbiamo essere davvero tutti uniti. Come la valuta questa iniziativa? È molto interessante e positiva perché affronta un problema che la gente vive tutti i giorni, che ormai dura da troppi anni e che sarebbe il momento di concluderla. Siamo qui, siamo indignati, vogliamo veramente questa volta riuscire a raggiungere l'obiettivo che è quello di avere normalmente le strade percorribili. È veramente estenuante poter raggiungere Palermo, è diventata una cosa impossibile e non è più accettabile che le imprese lavorino a livello così lento. Immaginarsi che lungo la strada non si incontrano più né mezzi né persone che lavora. Allora si pensa che è venuto il momento di dire basta e che si aspettano tempi brevissimi e date certe. Oggi lavoriamo per il nostro territorio, 30 anni di inefficienze pagate ora a caro prezzo, per cui questa folla dimostra quanto vogliamo e teniamo a questa provincia. La provincia di Agrigento fa parte della Sicilia, fa parte dell'Italia, siamo tutti italiani, quindi anche noi abbiamo bisogno delle strade, delle infrastrutture, perché diciamo ad alta voce che l'ultima infrastruttura della provincia di Agrigento, ricordo, siano i templi e quindi non possiamo continuare a vivere in questo modo e in questa maniera. Chiediamo ad alta voce al governo nazionale un intervento forte e deciso. Quali risposte dare immediatamente, onorevole? Credo che questa manifestazione metta all'ordine del giorno una priorità assoluta che riguarda il nostro territorio. Diverse strade di collegamento non sono all'altezza dei tempi moderni e credo che riuscire a smuovere non solo la politica ma anche la pubblica opinione serve a far sì che il governo della regione e il governo della nazione possano attivare tutte le procedure non solo per la progettazione ma ovviamente per la realizzazione dell'opera, a cominciare dalla Santo Stefano Raffadali, per cui avendo incontrato a suo tempo l'assessore Falcone si è dichiarato disponibile alla copertura finanziaria del progetto di un pezzo di questo territorio, mi riferisco soprattutto alla Raffadali e Cianciana, e quindi anche l'altra parte del versante che riguarda Palma Licata, così come anche il pezzo che riguarda Ribera a Sciacca. Dobbiamo mobilitarci tutti superando l'appartenenza dei partiti, perché credo che la prima cosa sia l'infrastruttura del nostro territorio. Un risvolto fattivo, molta gente si chiede se effettivamente le istituzioni sentiranno qualcosa, faranno qualcosa, daranno delle risposte immediate a un territorio che ormai da oltre 30 anni è abbandonato, non dico Agrigento ma un po' tutta la Sicilia, lo vediamo con tutte le autostrade. Ci sarà un riscontro effettivo da parte delle istituzioni? Ma questo è quello che noi auspichiamo. È chiaro che oggi parte un'avvertenza, se le istituzioni a livello regionale e nazionale non dovessero dare dovute risposte non c'è dubbio che la mobilitazione dovrà continuare. Non è più tempo di chiacchiere, oggi abbiamo la necessità di iniziare a portare a casa risultati. La gente è attraversata da rabbia, sfiducia e rassegnazione. Di fronte a questi sentimenti io credo che le istituzioni abbiano il dovere di dare le dovute risposte e per quanto ci riguarda come organizzazione sindacale in maniera unitaria faremo in modo affinché oggi da oggi in poi possano arrivare risposte adeguate e soprattutto risposte concrete. Anche noi contrastiamo l'isolamento viario, tutto questo non fa altro che danneggiare, noi siamo l'ultima provincia in Italia o tra le ultime, ci sarà un motivo, questo ci compromette il fatto che le nostre infrastrutture non ci sono, le strade sono chiuse, i ponti sono chiusi, quindi noi manifestiamo oggi perché bisogna urlare a gran voce che dobbiamo risolvere i problemi. Agrigento se lo merita, è una città stupenda, potrebbe vivere di turismo e dobbiamo essere tutti uniti alla lotta e a partecipare alla lotta odierna.
A Messina protesta per chiedere autostrade più sicure, ma sono pochi i partecipanti. C'è il servizio. Autostrade più sicure, una richiesta che arriva da più parti, ma quando si tratta di passare alle azioni più concrete, sono pochi quelli che concretamente si impegnano a portare avanti questa istanza. Sono stati appena una cinquantina infatti i partecipanti in piazza a Messina per la protesta contro l'attuale gestione della rete autostradale da parte del CAS e per chiedere autostrade più sicure. Un'iniziativa lanciata da un comitato sui social che però è riuscita a coinvolgere solo pochi utenti. Appena una cinquantina i manifestanti che si sono riuniti in piazza Unione Europea. Quella che doveva essere una maxi protesta per le condizioni dell'autostrada A18, A20 contro l'inefficienza del CAS per chiedere più manutenzione e più sicurezza per la rete autostradale è finita per essere un'iniziativa per pochi. Per i promotori della protesta bisogna subito avviare i lavori di sistemazione delle autostrade, teatro di tanti incidenti stradali, spesso mortali, ad iniziare dalla segnaletica, dall'asfalto, dall'illuminazione delle gallerie e degli svincoli, dall'eliminazione delle carreggiate a doppio senso di circolazione. In piazza a sostenere l'iniziativa anche il sindaco di Messina Cateno De Luca, che successivamente ha consegnato al prefetto Maria Carmela Ribrizzi un documento con le motivazioni che hanno scatenato la protesta. Il sindaco ha puntato il dito anche sulla frana di Letojanni, dove da anni si viaggia su una carreggiata a doppio senso di marcia con gravi pericoli per l'incolumità degli utenti. Quello che non si riesce ovviamente a spiegare ai cittadini è come una banale frana, perché di questo si tratta, come quella riguardante la zona di Letojanni sia ancora lì e pare forse che ora finalmente si siano appaltati i lavori e si sconta un problema burocratico che ha messo in ginocchio comunque tutto il sistema Sicilia, in particolare il CAS è stato bersaglio in questi anni o comunque oggetto di vicende che hanno totalmente paralizzato la macchina manutentiva. Hanno ragione, noi abbiamo fatto tutte le nostre azioni come città metropolitana, abbiamo circa 130 milioni di euro di finanziamenti che abbiamo messo a sistema, di questi già 30 appaltati nel 2019, circa 40 milioni li appalteremo nel 2020 e circa 70 milioni li stiamo progettando per appaltare nel 2021. Ovviamente noi parliamo delle nostre competenze in relazione alle strade provinciali, sia che ricadono nell'ambito della città di Messina, cioè le strade di collegamento tra il centro e i villaggi, e per quelle che sono invece le strade provinciali di collegamento con i vari comuni abbiamo già appaltato 5 lotti entro il 31 di dicembre di 5 milioni di euro e ne abbiamo avuto già finanziati altri 20 milioni che andremo ad appaltare nel 2020 e 2021. Quindi noi abbiamo dimostrato a quel tavolo che la nostra parte l'abbiamo fatta, ma soprattutto siamo stati conseguenziali anche agli ingenti finanziamenti che abbiamo ottenuto in questi mesi. Impugnata la legge sul taglio soft dei vitalizi in Sicilia, la decisione arriva dal Consiglio dei Ministri che lo ha deliberato nel corso di una riunione a Palazzo Chigi. Lello Casesa. Continua a tenere banco la vicenda dei 149 vitalizi che l'Assemblea regionale siciliana continua a pagare a deputati o eredi dopo aver applicato una minima riduzione per un periodo temporale di 5 anni. Ed infatti il Consiglio dei Ministri ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sul caso e dunque sulla legittimità dei tagli ai vitalizi. E la sentenza della Corte potrebbe a cascata avere effetti anche su quanto applicato nelle altre regioni italiane. Per il Consiglio dei Ministri alcune disposizioni riguardanti i trattamenti previdenziali ed i vitalizi del Presidente della Regione, dei consiglieri e degli assessori regionali violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dalla Costituzione, nonché i principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione. L'aspetto più critico della legge approvata dall'Assemblea regionale sarebbe la temporalità della norma, in quanto il taglio è previsto per soli 5 anni. Se i giudici dovessero confermare la tesi del governo Conte, l'Assemblea sarà tenuta a modificare la norma abrogando il limite. In caso contrario, la legittimità della norma potrebbe portare anche le altre regioni ad introdurre il tetto temporale. In Sicilia
Il lavoro elaborato da una commissione speciale ha previsto una riduzione lineare del 9,25% con un ulteriore 5% che si applica per gli assegni da 32 a 67 mila euro e del 10% per quelli oltre 62 mila euro. Il risparmio calcolato è di 2 milioni all'anno, 10 nell'intero periodo. Il Movimento 5 Stelle aveva definito la legge un vero e proprio indecente capolavoro ed ora invita il presidente dell'ARS, Gianfranco Miccichè, a portare subito in aula i correttivi per evitare che a pagare il danno siano tutti i siciliani. Anche il deputato Figuccia sollecita una modifica immediata della norma. Se la casta con il compiacimento del PD pensava di aver tutelato se stessa con una sforbiciata light, adesso è bene che si proceda celermente ad una revisione di quanto stabilito per portare un taglio da prefisso telefonico ad un taglio serio e corposo, ha dichiarato il deputato siciliano Vincenzo Figuccia. Musumeci a New York, visita ufficiale del governatore nella Grande Mela. I particolari nel servizio. Nello Musumeci da oggi fino a lunedì 27 gennaio prossimo in visita ufficiale a New York con una duplice motivazione: riallacciare il rapporto umano e culturale con i siciliani ed incontrare una delegazione di imprenditori per promuovere le tante opportunità di investimento nell'isola. Previsto per questa sera a Brooklyn l'incontro con alcune comunità di corregionali, mentre nella mattinata di domenica 26 farà tappa nel New Jersey, laddove è ospite della Federazione dei Siciliani presso la sala Venezian. Nel pomeriggio si sposterà nel Queens per prendere parte al Festival della musica italiana. Il governatore della Sicilia lunedì mattina presenzierà a New York alla giornata della memoria a fianco del console generale Francesco Genoardi. Subito dopo l'incontro con alcuni imprenditori, assieme ai responsabili di ICE, Istituto per il Commercio con l'Estero, da lì sarà fra i relatori del meeting sulla enogastronomia organizzato a Manhattan presso la School of Visual Art dallo IF Italian Export Forum. Nello Musumeci ha affermato come gli Stati Uniti d'America rappresentano per la Sicilia uno dei mercati più importanti per le esportazioni e una fonte preziosa dalla quale provare ad attrarre investimenti. Stando alle statistiche, dal 2018 ad oggi l'export siciliano verso gli USA è in costante crescita, soprattutto nel settore agroalimentare, grazie ai tanti produttori locali che hanno saputo promuovere i loro prodotti. Ma veniamo alla UEF, importante veicolo per la promozione dei prodotti alimentari italiani nel mondo. Il leader è l'italiano di Sorrento, Lorenzo Zurino, di recente premiato dall'importante associazione statunitense NIAF come giovane imprenditore dell'anno. Svolge il ruolo di trading per alcuni prodotti italiani, altri marchi li destina ai distributori in 11 stati americani. Tanto per citare un prodotto siciliano, Zurino è stato colui il quale ha convinto il più grande produttore locale di pachino fresco a metterlo in barattolo e farlo letteralmente volare in America. Nello Musumeci proverà a convincere Zurino quindi e il suo marchio The One Company a credere ancora di più nelle potenzialità economiche della nostra regione. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Paura a Canicattì, incendio nella filiale del Monte dei Paschi di Siena. Vediamo. Un incendio si è sviluppato questa mattina nei locali che ospitano la filiale di Canicattì del Monte dei Paschi di Siena di piazza 4 novembre. L'allarme è scattato 10 minuti prima delle 9. È stato un canicattinese che stava facendo un prelievo dallo sportello bancomat a segnalare la presenza di fiamme all'interno dei locali dell'agenzia. Sul posto da subito sono giunti gli uomini e i mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco assieme alla polizia e ai vigili urbani. Vista la gravità della situazione, da Agrigento è arrivato altro personale con mezzi e attrezzature per fronteggiare l'emergenza. Le fiamme sono state spente nel giro di alcune decine di minuti, ma i locali erano ormai pieni di fumo e fuliggine che hanno reso difficile i sopralluoghi. L'origine del rogo sarebbe di natura accidentale, da accertare se si sia trattato di un cortocircuito o di un surriscaldamento degli impianti di climatizzazione. Con molta probabilità l'attività di sportello della banca sarà sospesa e trasferita in altri locali. Accertamenti tecnici sono ancora in corso. Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Palermo, che è il terzo ateneo d'Italia per numero di immatricolazioni. I particolari nel servizio. Un'università che cresce, quella di Palermo, solcata da una ricca stagione di dati positivi. Ad aumentare sono infatti le immatricolazioni, i docenti e l'offerta formativa.
anche il bilancio appare in ordine. Sono segnali importanti che descrivono un'inversione di tendenza e confermano la propensione dell'Ateneo all'accoglienza, all'apertura e allo sviluppo, ha ammesso il rettore Fabrizio Micari nella cerimonia di apertura dell'anno accademico. L'anno accademico 19-20 costituisce per la nostra università un autentico boom sul fronte delle immatricolazioni. Gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico hanno superato le 10.200 unità, con una crescita di circa 1.300 studenti rispetto all'anno precedente. Sono dati importanti, numeri importanti, che dimostrano da una parte la grande ripresa dell'interesse degli studenti siciliani nei confronti della formazione superiore, che viene nuovamente riconosciuta come fondamentale per la crescita sociale ed economica dei giovani. Proprio la crescita dei nuovi iscritti, come evidenziato dai colleghi dell'ANSA, innalza l'orgoglio dell'Ateneo, che si piazza al terzo posto in Italia dopo Milano e Bergamo. L'Ateneo ha messo alle spalle una stagione in cui il sottopiano del piano strategico era gestire la decrescita. Decrescita in termini di studenti, soprattutto, docenti, risorse. Al contrario, si è dato impulso ad una stagione di sviluppo e di crescita che sta dando importanti risultati, che sono dimostrati dai numeri. Ho prima ricordato che il numero degli iscritti al primo anno è superiore a 10.200. Ebbene, il 46% di questi ragazzi e ragazze denuncia un reddito ISEE tra 0 e 13.000 euro. Ricade pertanto nella cosiddetta no tax area. La gran parte di questa popolazione studentesca vive condizioni di disagio e di difficoltà economica, reclamando urgenti e consistenti interventi a favore del diritto allo studio, senza le quali, con ogni probabilità, questi studenti potrebbero essere costretti ad abbandonare gli studi o a non accostarsi ad essi. A parte questo aspetto legato al contesto economico e ai ritardi nello sviluppo della Sicilia, per il rettore questi dati indicano un continuo miglioramento della qualità didattica e rivelano che la formazione acquisita presso l'università è pienamente competitiva rispetto a quella offerta da altri atenei dal punto di vista dell'inserimento nel mondo del lavoro. Eppure i dati confermerebbero il contrario. In sostanza, a Palermo si studia per una formazione di alto livello, ma è altrove che poi si cerca e trova lavoro. Nella relazione del rettore Micari ricorrono altri elementi significativi. Uno è legato ai progetti di internalizzazione dell'università, dalla capacità di intercettare finanziamenti europei all'aumento degli studenti stranieri ed all'avvio di ben 6 corsi di lingua inglese. L'altro invece risulta strettamente legato all'incremento delle attività nelle sedi decentrate di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, ove sono stati inaugurati 5 nuovi corsi di laurea. Dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2019-2020 dell'Università degli Studi di Palermo ed è il 214° dalla fondazione. Buon anno accademico a tutti. Antonello Pezzini, docente di Economia e Gestione delle Imprese dell'Unione Europea all'Università degli Studi di Bergamo, è stato a Naro per un incontro su alimentazione sostenibile, dieta mediterranea e sviluppo agricolo. Margherita Tropiano. Sindaco, oggi a Naro un nuovo appuntamento di quella serie che si chiama Upgrade Naro e si parla di agricoltura come risorsa contro lo spopolamento e la fuga di cervelli. Guardi, a me piace chiamarla le 5 giornate di Naro, siamo al terzo appuntamento. Giustamente oggi noi parliamo di agricoltura, di alimentazione sostenibile, di dieta mediterranea. Quando io ero piccolina mi ricordo che a scuola ci insegnavano che Naro era un paese collinare di 18.000 abitanti. Bene, a distanza di tantissimi anni la popolazione è scesa a poco meno di 8.000 abitanti, quindi significa che 11.000 persone sono emigrate, non ci sono più comunque. Ma il dato essenziale è che ogni anno vanno via 130 persone.
Quindi credo che un'amministrazione abbia l'obbligo, il dovere di fermare questa emorragia. Quindi io sarò soddisfatta quando riuscirò a non fare partire più nessuno, ma sarei ancora molto più soddisfatta se riuscissi a fare tornare qualche emigrato, insomma, che possa trovare nella sua terra il giusto lavoro, il giusto sostentamento per sé e per la sua famiglia. E i principi, per noi su che cosa basarsi? Credo che Naro abbia due grandissime risorse e sono uno i suoi beni culturali, quindi turismo culturale innanzitutto, e l'altro l'agricoltura. Bene, noi in questi pochi mesi di amministrazione abbiamo acceso i fari su questa nostra cittadina e adesso cominciamo anche, oltre a farla conoscere all'esterno, cominciamo con tanti piccoli ma grandi anche interventi e investimenti per farla grande, per farla fruire dal maggior numero di persone, ma senza dimenticare che Naro è un paese agricolo dove l'agricoltura dà da mangiare a tantissime famiglie e quindi abbiamo l'obbligo morale di occuparci di loro. Professore Pezzini, Upgrade Naro oggi parla di argomenti molto importanti, l'agricoltura al centro, ma la sostenibilità, la dieta mediterranea, insomma tutto un argomento e un indotto che può creare occupazione e qualità. Sì, la dieta mediterranea come principio, non dimentichiamo che ne parliamo nell'anno in cui la FAO dedica appunto l'anno alla dieta mediterranea. Il 2020 è l'anno della dieta mediterranea per la FAO e per combattere la fame nel mondo. Quindi la dieta mediterranea viene considerata una delle diete migliori che possono esistere al mondo per evitare quelli che sono i grandi fenomeni della fame che c'è nel mondo, che coinvolge il 30% della popolazione mondiale, e per combattere l'obesità. All'altro estremo è il grande problema che noi abbiamo, perché coinvolge il 35% della popolazione mondiale. In mezzo, tra questo 30% della povertà nella fame e dell'obesità, noi abbiamo la via di mezzo che può aumentare, può migliorare grazie alla dieta mediterranea. Per poter capire la dieta mediterranea c'è anche una prassi di riferimento, vuol dire una metodologia di uso della dieta mediterranea che è stata elaborata dall'UNI ed è una prenorma e può essere molto utile anche per diffondere tutti i contenuti della dieta mediterranea. L'altro aspetto importante che tratteremo oggi, che si sta superando con i nuovi concetti del Green Deal europeo, il concetto di conformità per allargare al concetto di prestazioni, cioè non è più sufficiente stabilire la conformità di un prodotto rispetto a determinati valori. Un cibo deve essere conforme a determinati criteri di igiene e quindi di qualità. Non basta. Passare dalla conformità e allargare il concetto significa passare alla prestazione, cioè quel cibo, oltre a essere conforme, deve essere stato concepito e prodotto nel rispetto dell'ambiente. Ecco allora questa nuova sensibilità che ci porta a calcolare anche il carbon footprint, cioè l'impronta di carbonio che noi mettiamo in un cibo, non più solo igienicamente adatto, igienicamente prodotto, ma anche prodotto attraverso un'attenzione verso l'ambiente, il che vuol dire riduzione dei pesticidi, il che vuol dire certificazione EMAS del prodotto, del terreno in cui viene messo il prodotto, tutta una serie di nuove sensibilità che cercherò di illustrare nell'incontro di oggi. Secondo incontro sul tema famiglie connesse o disconnesse. L'iniziativa è domani alle 16:30 alla Basilica dell'Immacolata di Agrigento. Lello Casesa. Si svolgerà domani, domenica, alle ore 16:30 nel Salone della Basilica dell'Immacolata il secondo incontro organizzato dalla Pastorale Familiare sul tema famiglie connesse o disconnesse, scuola, chiesa e family. Dibattito aperto a tutto il territorio sui temi dell'educazione. Relatrice sarà questa volta la professoressa Annarita Gangarossa, dirigente scolastico dell'Istituto Centro Agrigento, che include tutte le scuole elementari della Garibaldi, della Pirandello e della Lauricella. Introdurrà i lavori il parroco Don Giuseppe Veneziano. A coordinare i momenti saranno Gerlando Picone e Giovanna Cavaleri, responsabile delle famiglie. Giovanna Cavaleri dichiara: quest'anno, seguendo le indicazioni del piano pastorale, stiamo
stiamo privilegiando un'attenzione particolare alle famiglie, pensando e proponendo un percorso che risponda alle sfide educative del nostro tempo. Scuola e comunità cristiana sono ambiti di vita che devono trovare confronto, dialogo e sinergie. Entrambe sono direttamente interpellate a rispondere alle sfide educative che possono essere affrontate solamente insieme nella logica delle alleanze educative con la famiglia. È necessario pertanto incontrarsi e creare quella sinergica e sana connessione del territorio per il bene dei nostri figli. Invitiamo pertanto, dice Giovanna Cavaleri, la cittadinanza a partecipare. Appuntamento tematico lunedì prossimo al Polo Universitario di Agrigento sullo spopolamento, l'iniziativa organizzata dall'ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici. Margherita Trupiano. Giovanna Guarniera, vicepresidente dell'ANDE, avete un fitto calendario di eventi in programma. Vediamo un po' di conoscerlo in anteprima. Le ANDE iniziano quest'anno lunedì prossimo, il 27 corrente mese, con un incontro che si terrà al Consorzio Universitario, dove si parlerà dello spopolamento del Sud e la decrescita economica. Questo è un argomento molto interessante che riguarda molto noi, soprattutto per quanto riguarda i nostri giovani. Nel mese di febbraio lo dedichiamo, perché per noi è anche un punto fisso, direi, alla legalità. Non abbiamo ancora date ben precise, però sarà il mese dedicato alla legalità. Marzo, un altro argomento attualissimo, tratteremo la Brexit e quello che gli sviluppi che hanno portato e che portano continuamente nella nostra società, nella nostra economia, soprattutto al sud. Concluderemo con aprile ovviamente con le elezioni amministrative. Come sempre le ANDE cerca di incontrare tutti i sindaci per dare spazio a tutti quanti, però questi sono i nostri incontri in generale, però non ci limitiamo soltanto a questo, ci sono altri eventi, ma questi sono i più importanti. E sicuramente dobbiamo dire che è un argomento molto sentito dalla società e da un punto di vista anche della nostra associazione all'interno, in assemblea, in direttivo, abbiamo sentito proprio l'esigenza di trattare queste due tematiche che costituiscono delle dinamiche che associate sembra che ci facciano cadere il Sud in una situazione ancor più di regresso, e sono le due dinamiche dello spopolamento, perché di questo si tratta. Quando abbiamo un dato che dal 2000 ad oggi circa 2 milioni di persone hanno abbandonato il Sud, il 50%, di cui il 50% under 34 con un quinto di laureati, significa naturalmente che è un fenomeno che può sicuramente essere definito spopolamento. E poi l'altra dinamica che è accoppiata a questo fa un mix sicuramente non piacevole, anzi preoccupante, è quello del divario che da un punto di vista economico è andato ad aumentare tra le due macro aree del paese Italia, e mi riferisco al centro-nord e al mezzogiorno. Un divario che era iniziato, una situazione di crisi che era iniziata, come sappiamo, già dal lontano 2007, ma che ha avuto ripercussioni molto pesanti sul mezzogiorno e anche allontanandoci in un trend sempre più negativo. Quindi addirittura anche al nostro interno, in termini di PIL, di differenza di PIL sostanziale, ripeto, tra quelle due macro aree di cui ho parlato. Allora ci siamo dette, perché non approfondire questo tema molto sentito, che tutti quanti sulla pelle ce lo sentiamo, perché abbiamo figli, molti hanno figli fuori che lavorano e non riescono a ritornare, quindi sembra appunto una fuga inarrestabile. E abbiamo pensato di chiamare un dirigente dello Svimez, appunto l'istituto che è l'associazione che si occupa dello sviluppo per il Mezzogiorno, che studia, ha proprio nel proprio statuto lo scopo di studiare
anche tra gli altri si capisce, le condizioni economiche del Mezzogiorno, ed eventualmente sicuramente sentiremo il professore Delio Miotti, che è stato dirigente ma è stato anche presidente dello Svimez, parlarci della relazione 2018-2019 e quindi ci illustrerà in modo molto professionale questi dati. Avremo modo di sentire anche il professore Sabatino, che è professore di economia dell'Unicore, il quale ha pubblicato un libro sul Mezzogiorno, sulla situazione critica del Mezzogiorno, e quindi in qualche modo cercheranno di darci una situazione quantomeno più chiara, e soprattutto ci aspettiamo dal relatore dello Svimez possibili soluzioni praticabili naturalmente da proporre agli organi politici, agli organi che naturalmente sono deputati a trattare queste grandi, importantissime problematiche. Appuntamento quindi? Appuntamento lunedì prossimo 27 alle ore 16 presso il Consorzio Universitario, Aula Crescente. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto. Nuovi dirigenti al Comune di Aragona, c'è l'intervista di Tonino Butera al sindaco Giuseppe Pendolino. Sentiamo. Il sindaco di Aragona Peppe Pendolino, qui davanti alla struttura del campo sportivo in cui si stanno facendo lavori di ristrutturazione, la piscina comunale. Sindaco, siamo oggi con lei perché cosa è successo negli ultimi giorni, c'è una grossa novità, quella della nomina dei nuovi dirigenti. Sì, la novità è la nomina dei nuovi dirigenti che parte già da circa un mese fa. Abbiamo riorganizzato tutti gli uffici, abbiamo fatto la nuova struttura, abbiamo diminuito le posizioni organizzative e ieri abbiamo chiuso tutto l'iter amministrativo burocratico con la nomina di tutti i nuovi capi settore. Dico tutti i nuovi capi settore perché a dicembre sono andati 4 capi settore in pensione e abbiamo cercato di individuare quelle persone capaci, con alto senso di responsabilità e con molta professionalità, affinché possiamo dare a questa cittadina uno sviluppo e un snellimento in tutte le pratiche burocratiche, in maniera tale da venire incontro ai cittadini e a tutta la collettività. Si sono fatti diversi lavori, ho visto delle manutenzioni sulla pubblica illuminazione, ritengo un avvicendamento molto importante che sicuramente proseguirà. Sì, si sono fatti molti lavori e se ne faranno tanti altri, perché abbiamo messo mano a quello che è l'efficientamento energetico con parte di illuminazione pubblica, stiamo cambiando le lampade da lampade tradizionali a lampade a LED con un risparmio del 75% di energia. Si stanno facendo anche tanti altri lavori di sistemazione di fognature, rete idriche, ma principalmente abbiamo iniziato i lavori del rifacimento del campo sportivo, a giorno inizieranno i lavori del rifacimento della palestra comunale, del depuratore, del consolidamento del cimitero, del consolidamento a valle della scuola Capuana e principalmente la cosa importante è che a breve riapriremo sia la biblioteca che la villa comunale. Abbiamo già completato i progetti, stiamo dando gli affidamenti per i lavori e entro febbraio sarà riaperta sia la piscina sia la biblioteca che la villa comunale. Nuova campagna di Dolce & Gabbana per la promozione della collezione primavera-estate 2020. I noti stilisti scelgono ancora una volta Agrigento e la Valle dei Templi. Enorme la risonanza che l'evento Dolce & Gabbana del luglio 2019 ha prodotto e continua a produrre per la destinazione Agrigento. Allora 77 testate giornalistiche di tutto il pianeta hanno raccontato di una passerella su cui il mito con dei, muse e ninfe ha preso forma, sfilando in uno scenario straordinario nei mesi successivi e ancora adesso, nell'anno in cui Agrigento celebra i suoi 2600 anni di storia, l'amore di Dolce & Gabbana per la Sicilia continua a esprimersi, dando alla Città dei Templi un'eccezionale promozione internazionale. Calcio, eccellenza, mister Totovullo presenta la partita casalinga di domani contro l'Oratorio, San Cirio e Giorgio. C'è il servizio di Carmelo Lentini.
Domenica di attesa per la sfida dell'Esseneto che vedrà di fronte l'Acregas di Totovullo e l'Oratorio Marineo che di recente si è parecchio rafforzato nel mercato di dicembre. Battere la simpatica compagine palermitana affidata a Pietro Tarantino è d'obbligo visti gli impegni di Canicattì fuori nell'anticipo di oggi con la Parmonval e il Dattilo impegnato al Brucoleri con la Pro Favara. Una giornata campale, un turno molto elettrizzante, i cui risultati finali potrebbero modificare oppure ridisegnare l'attuale classifica generale. Ad Agrigento la vigilia della sfida dell'Esseneto si sta vivendo in maniera serena e per il tecnico Totovullo l'unico obiettivo perseguibile è il ritorno alla vittoria. Partiamo dal concetto che per noi ogni domenica è cruciale. L'avevamo detto anche la settimana scorsa. Aveva indovinato anche la partita il primo tempo, però poi ci siamo rilassati nel secondo e abbiamo rischiato anche di fare una figuraccia. Fortunatamente l'abbiamo ripresa per i capelli e questo non ci è bastato lo stesso tempo, siamo stati arrabbiati per tutta la settimana. Dimostrazione che i ragazzi hanno capito, c'è stata autocritica generale e questo è positivo. Ora la squadra mi è sembrata da questo punto di vista psicofisico anche abbastanza in crescita, c'è positività. E per l'ennesima volta ci sarà una domenica cruciale perché ci saranno, anche andando avanti, ci saranno scontri diretti, i numeri non dicono che c'è niente, dicono che non c'è niente di definitivo, che si può arrivare da tutte le parti, l'importante è non mollare mai ed essere sempre concentrati. Noi l'abbiamo fatto, in qualche momento ci siamo rilassati e abbiamo capito che in questi campionati non ci si può rilassare perché con chiunque si può rischiare di fare brutta figura. E ripartiamo da questi ultimi 20 minuti della domenica passata dove abbiamo recuperato 2 gol e potevamo farne altri 2. Quindi questo la dice lunga su quello che può essere importante la concentrazione di una squadra di calcio nel rettangolo di gioco per i 100 minuti. E quindi ripartendo da questo, secondo me, possiamo mettere qualche mattone per il prossimo futuro. Ecco, qual è il reparto che ti preoccupa di più in questo momento? Non c'è un reparto che mi preoccupa. Noi dopo la partita con Geraci in casa abbiamo cominciato a stentare a fare gol. È vero che qualcuno, sento magari su qualche notizia, si dice ma come una squadra che fa 3 gol fuori casa è in crisi in fase d'attacco? Eh sì, perché noi è vero che abbiamo fatto 3 gol fuori casa, ma l'abbiamo fatto a rincorsa, al rischio di prenderne ancora altri, cioè scoprendoci in maniera quasi disperata i fianchi difensivi e quindi abbiamo dovuto fare una fatica enorme per fare gol e per ribaltare quel 3-1 e quindi la verità poi, se andiamo a vedere tutte le conclusioni che facciamo, quante ne abbiamo sbagliato in questo ultimo periodo. Ecco perché io non ho detto che non siamo capaci a fare gol, ho detto che noi nell'ultimo periodo facciamo fatica a chiudere le partite, facciamo fatica a concludere tutte le azioni che riusciamo a portare davanti ai portieri avversari. E questo è palese, se andiamo a vedere tutte le partite, quante volte arriviamo davanti alla porta. E quindi da questo punto di vista io dicevo che un piccolo problema c'era in fase offensiva. Vero pure che poi ci siamo portati in avanti e abbiamo fatto i 2 gol, ne potevamo fare ancora di più, però abbiamo rischiato tantissimo dietro, scoprendoci, abbiamo fatto una grandissima fatica e quindi questa era la sottolineatura mia, non perché non siamo capaci, noi ce la portiamo la palla lì davanti, purtroppo nell'ultimo periodo non siamo riusciti a chiudere le gare e quindi questo ci penalizza. In promozione attesa per il derby Casteltermini-Sciacca, ancora Carmelo Lentini. Grande domenica di calcio al Ferdinando Lombardo di Casteltermini, dove la locale squadra di Pino La Bianca ospita l'acerrima antagonista ed attuale capolista del campionato di promozione girone A, vale a dire l'Unitas Sciacca. Sarà una giornata indimenticabile per i tifosi di fede castelterminese, che assaporano un derby importante ed arricchito anche dalla presenza sugli spalti dei supporters nero-verdi in partenza dalla città termale. I 2 tecnici La Bianca e Piazza hanno preparato questa sfida che promette scintille e tanto spettacolo. Tra le 2 squadre i punti di differenza sono diventati 6, per cui potrebbero prevalere i tatticismi per mantenere le distanze. Ma sarà così alla fine delle ostilità?
Questa sfida sarà diretta dall'arbitro Francesco Loiodice della sezione di Collegno della provincia di Torino, proveniente dagli scambi nazionali decisi dall'AIA. Gli assistenti saranno Salvatore Rubino e Nicola Conticello, entrambi di Catania. Per quanto riguarda le altre gare di campionato, l'Empedoclina sarà ospite dell'ostico Albatros d'Ercara, mentre il Camarat dei giovani si recherà a San Vito Lo Capo. Infine, al comunale di Palma di Montechiaro si rinnova un derby antico, Gattopardo-Nissa, dall'esito decisamente incerto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto e buon weekend.